Ormai tutto pronto per questa seconda corsa, ricordiamo il ritiro all'ultimo di Crown Fast per Zoppia. Quindi saranno solo in 8 per questo premio Gaviola, una Maiden per puledri di 2 anni, 1 Conway dei Greppi, Vincenzo Mango, 2 Ciclone Petral, Felice Facci, 3 Comandante V, Andrea Farolfi, 4 Costa Rica Pax, Salvatore Valentino, 6 Cocò GSO, Roberto Andreghetti. Seconda fila 7 Selindicelle, Roberto Vecchione, 8 Cosmo Trio, Marco Stefani, 9 Cosimo I, Cla, Maglio Capanna. Debutto del numero 8 Cosmo Trio, unico debuttante. Tanto vediamo l'errore di Conway dei Greppi, di galoppo anche Ciclone Petral, Comandante V che scende alla corda attaccato da Cocò GSO che però si getta di galoppo. Numero Quindi in 6 seconda posizione Cocò va GSO Costa Rica Pax davanti a numero Cosimo I 2 Cla Ciclone Petral e squalificato. Selindicelle che prende subito la via del largo. Quindi in vantaggio Comandante V con Andrea Farolfi numero 1 con Way dei Greppi squalificato, superata al largo da Cosimo I Cla in anticipo su Selindicelle che avanza al largo e va a fare match con Comandante V che intanto è al comando, 400 in 32,5, direi piuttosto blandi. Selindicelle cerca di scavarsi posto in seconda posizione, manovra che riesce a Roberto Vecchione, poi Cosimo I Cla e Costa Rica numero Pax. 8 Cosmo Trio squalificato. Indietro, intanto ritmo sempre blandissimo, arriviamo addirittura quasi in 50 ai 600 metri e Selindicelle attacca all'esterno. Reagisce il figlio di Ganymede con Andrea Farolfi, ma Selindicelle percorre la retta qui di fronte in 14,9, si è decisamente sveltito il ritmo, viene fuori un primo giro lento in 1,4,7, ovviamente causa i primi 600 metri, ora Selindicelle ripiega a prendere fiato ancora nella scia del battistrada, intanto chilometro in 1,22, è vicino ai primi due anche Cosimo I Cla con Maglio Capanna che avanza all'esterno, viene deciso il driver toscano ma trova ancora l'anticipo di Roberto Vecchione con Selindicelle che va a dare un altro attacco a Comandante V. Siamo ormai a metà dell'ultima curva, insiste la femmina, reagisce il maschio, si staccano da Cosimo I Cla e vanno a fare l'arrivo, ancora saldo al comando, il figlio di Ganymede che percorre in 15 secco l'ultima curva, ripiega seconda Selindicelle, retta d'arrivo ma ancora buone energie, Comandante via e fa l'arrivo con grande autorevolezza e viene a vincere molto bene davanti a Selindicelle e Cosimo I Cla. 1,17,8 ma 29,3 per gli ultimi 4, 14,3 la retta d'arrivo per questo interessante Ganymede di Otello Zorzetto che viene a vincere veramente bene. Altrettanto buono comunque il secondo posto, un po' come l'altra volta di Selindicelle, che può essere soltanto di seconda dietro al terzo posto. Buona anche la prestazione di Cosimo I Cla. La quota in chiusura per Comandante V di 2,39.